Carissimi amici, ben ritrovati all'interno di Espressioni Popolari, l'appuntamento che valorizza le risorse del nostro territorio. In onda sempre sui canali di Prima TV, ricordiamo infatti sul digitale terrestre al numero 177 e ancora in HBB TV sul canale 15 e 68. Il tutto tra l'altro visibile anche in streaming all'interno della pagina Facebook di Prima TV, così come anche all'interno di quello che è il nostro sito ufficiale www.primatv.tv. Altra puntata scoppiettante, così come del resto è solito il nostro appuntamento settimanale, ma io vado subito col ringraziare la regia curata come sempre dal nostro Fabrizio Leonardi, così come anche alle camere la nostra Graziella Tusa. Puntata dove andremo a valorizzare il nostro territorio, ma non solo, della Sicilia orientale, ma tra l'altro in questo caso andiamo a valorizzare proprio quello che sono le tradizioni appartenenti alla Sicilia occidentale. Infatti con immenso piacere, direttamente da Alcamo, do il benvenuto a un duo che ci riporta all'interno della tradizione. Stiamo parlando di Calandra e Calandra con i nostri Maurizio e Giuseppe Calandra. Benvenuti ragazzi. Salve, un saluto a tutti. È un piacere, che belli averli qui entrambi all'interno di questo nostro salotto. Tra l'altro sappiamo bene, hanno percorso, pensate, avete attraversato tutta l'isola. Il deserto autostradale, perché io forse penso che proprio in questi giorni, tra l'altro, abbiamo la nostra un po' Sicilia... di traffico in alcuni punti, però... Molte deviazioni comunque, ci hanno deviato tantissimo. Oggi la gente è deviata. No, l'autostrada, ecco, inteso come autostrada. Caldo in questi giorni? No, assolutamente siamo freschi, si vede, penso, si vede, no? Stiamo freschi. Stiamo freschi. È un piacere ragazzi, scherzi a parte, avervi qui all'interno del nostro pomeriggio, sempre all'interno di Espressioni Popolari, che tra l'altro si vestirà proprio in versione estiva tra qualche settimana, quindi mi raccomando non perdeteci di vista. Ma ancora un altro caloroso benvenuto lo vogliamo dare a una grande artista, colei che tra l'altro ha solcato palchi, così come anche set televisivi di grande livello. Quest'oggi ci pregiamo di averla proprio in studio. Infatti con immenso piacere do il benvenuto alla nostra cantante, nonché showgirl, la splendida Sharon Sciacca. Benvenuta Sharon. Ciao Dario, ciao Calandra. Ciao. Che bello averti qui in studio, averti qui in studio è un piacere. Anche per me, tantissimo, perché poi non ci siamo sempre sentiti, no? È vero. Però poi per i tuoi impegni, per i miei, non ci siamo potuti mai incontrare, invece stasera, wow, dobbiamo proprio scriverlo sul calendario. E staremo vicini, sì, poi con questo fresco, perché noi, diciamo la verità, qua dentro stiamo freschissimi. Si sta bene, quindi sì, magari sì. chi ci guarda da casa, magari con, chissà, magari si stanno sfiorando i 35 gradi all'ombra, noi invece stiamo freschi all'interno di quello che è lo studio di Prima TV. Possiamo invitarli tutti qua? Perché no? Perché nelle prossime puntate, magari nel mese di ottobre, novembre, dicembre, io credo che vada bene. Facciamo il Natale qua. Che bello, dai, questa la prendiamo come appuntamento. Ad accompagnare la splendida Sharon Sciacca, tra l'altro un volto che già stato protagonista del nostro salotto pomeridiano, e quindi con immenso piacere rinnovo il benvenuto ringraziandolo perché quest'oggi accompagnerà la splendida voce della nostra artista. Stiamo parlando del chitarrista nonché musicista, il grande Antonio Schillaci. Benvenuto Antonio. Ciao Dario, grazie. Grande no. No, è un piacere. Ora parleremo anche del perché di questo grande, perché proprio a tuo nome c'è un'importante produzione che poi tra l'altro poi approfondiremo proprio in una puntata insieme a colei che tra l'altro ti ha accompagnato all'interno di questo progetto, ma di questo e altro ne parleremo proprio a tempo debito. Quindi mi permetto di dire grande perché tra l'altro lui con grande umiltà quest'oggi accompagna la nostra Sharon, e quindi per me è un piacere di averti all'interno di quella che è la dimensione di Espressioni Popolari. Quindi questo, grazie di vero cuore Antonio, so che tra pochissimo ne sentiremo delle belle, anche perché tu spazi su tanti generi musicali. Sì, faccio un po' di tutto, peraltro sono con tanta gente che fa generi diversi, quindi vado dall'italiano al jazz, pop, swing, bossa nova. Ora stiamo mettendo su una band di funky anni 70-80, roba tipo Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, sta roba qua. Che bello, mi fa venire quasi voglia di danzare i mitici anni 70. Appena saremo pronti te lo faccio sapere, eventualmente ci inviti. Ma non a caso Sharon hai scelto un vero e proprio jukebox? Ma secondo te io con chi potevo venire se non con Antonio? Chiaramente. Ma comunque il nostro è stato, sai, io penso, lo posso dire, certo, no?
un amore a prima vista, no? Di quelli che tu o ti trovi subito bene con un musicista o altrimenti poi è finita, no? Per tutta la vita, lo eviti. Invece noi penso che abbiamo avuto questo grande amore musicale subito. Che bello, che bello. Quando si trova questa intesa sicuramente vengono fuori grandi capolavori musicali, ma soprattutto anche produzioni come quelle del nostro Antonio Schillaci. Ripeto, un album ricco di successi, e poi questa sarà una puntata proprio nel momento estivo dove approfondiremo quello che è stato il suo lavoro discografico. Ma parlando di jukebox, io so che alla mia sinistra ci sono due grandi elementi che rappresentano davvero un jukebox a 360 gradi, soprattutto però su quello che sono le musiche popolari rivisitate. Maurizio. Sì, diciamo che abbiamo intrapreso questo percorso già da un bel po' di anni. Abbiamo iniziato rivisitando le vecchie canzoni tradizionali che abbiamo racchiuso in un primo CD che prende il titolo di Sicilia Incantata. Poi ci hanno chiesto fortemente gli amici di scrivere qualcosa noi, e noi timidamente abbiamo scritto un primo brano, e da lì poi è nato il secondo CD, siamo in studio di registrazione, ne abbiamo altri 5 già in lavorazione, quindi contiamo di chiudere il terzo CD se ci riusciamo entro fine anno. Chiaramente in questo caso si conferma il vostro livello artistico musicale, ma soprattutto si conferma anche la passione e l'attaccamento alla propria terra. Giuseppe. Questo sicuramente è l'input che ci ha dato questo stimolo. Noi abbiamo avuto dei percorsi musicali diversi con mio fratello, ma poi a un certo punto ci siamo ritrovati anche a fare della musica folk. E da lì poi è scattato eventualmente questo amore, questo attaccamento alla nostra lingua, che abbiamo visto che per un certo periodo è stata trascurata, possiamo dire musicalmente in un certo periodo sì, non si sentiva nulla, e anche attaccati appunto alle nostre tradizioni abbiamo pensato di siamo qua, speriamo di riuscire ad accontentare tutti. Noi siamo felici di quello che facciamo comunque. Tra l'altro voglio anche aggiungere che vi siete quasi scontrati con una realtà, in questo caso produttiva per quanto riguardava ovviamente i media sia radiofonici sia televisivi, che forse magari qualche anno fa non sposavano tanto, o meglio non accettavano proprio quel filone della musica folk popolare anche in chiave rivisitata. Sulle prime prese dall'entusiasmo noi, perché quando abbiamo finito il primo brano che abbiamo scritto, diciamo riarrangiato, è stato lo Sceccareggio, no? La vecchia canzone Lo Sceccareggio. E felicissimi abbiamo iniziato a girare un po' di radio nella provincia di Trapani, ovviamente, e Palermo, e abbiamo notato che spesso ci chiudevano la porta. L'accoglienza era proprio accoglienza a porte chiuse. Che musica fate? Chiuse. Musica siciliana. No, noi non trasmettiamo musica Charles, ma perché siciliana. secondo te questi stereotipi sul genere popolare, sulla nostra Sicilia? Ma forse anche un po' il fatto di avere la puzza sotto il naso, secondo me, per alcuni, no? Perché poi sono le tradizioni, sono anche una cosa molto bella, le radici. E mentre invece alcuni queste cose le dimenticano, secondo loro pensano che forse è meglio stare lontano, e così se io sto lontano da questa cosa mi sento, no, un po' più evoluto, forse, non lo so, credo sia sì. questo. Purtroppo succede proprio così, ma noi abbiamo voluto racchiudere quello che è stato proprio l'escursus professionale del duo Calandra e Calandra in un vero e proprio servizio realizzato dalla nostra Graziella Tosa, che ci fa rivivere quella che è stata la loro scalata al successo, soprattutto tenendo conto delle nostre radici e quindi della valorizzazione della nostra splendida Sicilia. Il servizio. Oggi siamo ad Alcamo, una bellissima cittadina in provincia di Trapani che guarda il Mar Tirreno. È qui nella Sicilia profonda che per conquistare una donna ci si affida da sempre alle serenate. Ad Alcamo ci sono due fratelli, Maurizio e Giuseppe Calandra, che hanno fatto proprio questa antica tradizione siciliana, utilizzando però sonorità moderne. Cantano l'amore e la sicilianità e lo fanno ovviamente in dialetto. Noi la musica ce l'abbiamo nel sangue. Mio padre suonava la chitarra in modo molto passionale, suonava anche ai matrimoni, ma qui in Sicilia c'era un'usanza, quella di fare le serenate, quindi molto spesso la notte mio padre con la chitarra girava per la città su commissione per suonare la classica serenata, che era molto in uso qui in Sicilia come richiesta appunto per un matrimonio futuro. Brucia la terra mia e abbrucia
brucia lume cori, chi si ti d'acqua idra ed io siti d'amore. Ci siamo accorti che realmente nelle radio, nelle tv non veniva passata, non veniva cantata la musica siciliana, quindi presi anche un po' dall'orgoglio abbiamo detto proviamoci, anche se riusciamo a capire che un'avventura è quasi impossibile, perché in Sicilia non si canta la musica siciliana, quindi la riscoperta della nostra lingua è quella su cui noi contiamo di andare avanti. Abbiamo affrontato e stiamo affrontando una cosa molto più grossa della nostra portata, della nostra possibilità, però ci dobbiamo provare, è normale. Tutto questo è Calandra e Calandra, un duo ed anche di più, amici, parenti, complici di un sogno che tappa dopo tappa si sta avverando. Parlare di musica siciliana, riscoprirla, farla sentire ai più giovani, sulla scia di altri musicisti di livello, eccoli Maurizio e Giuseppe che raccontano le difficoltà di far ascoltare la loro musica. Molto spesso andiamo dalle radio e dicono che musica fate? Musica siciliana? No, noi non trasmettiamo musica siciliana. Per cui questo ci sta ponendo a noi in una situazione molto di sacrifici molto duri. Per cui contiamo e speriamo con la nostra perseveranza di riuscire a sfondare questo muro. Siamo riusciti a catturare l'attenzione dei bambini e degli anziani. Gli anziani per una specie di amarcord, quindi magari ricordano i vecchi momenti vissuti in compagnia con queste canzoni, i giovani perché voi lo sciccareggio, siamo in età rosa, questo modo nuovo di cantare la musica siciliana, quindi contiamo di riuscire a sfondare questo muro con i giovani e con le emittenti televisive e radiofoniche. Video oltre agli stessi Calandra, attori e tante comparse locali, volti noti come Ivan Fiore, Angelo Russo, il Catarella televisivo del commissario Montalbano e la modella Stefania Scordio. Video scritto, diretto e montato da Alessandro Ferrara. Ho chiesto ai miei amici Giuseppe e Maurizio Calandra di dedicarle una serenata, quindi fare questo gesto d'amore e chiederla in sposa. Rapi sta porta che sogno ca fora. Negli ultimi anni c'è una grande ripresa in tutto il sud, si pensi alla Notte della Taranta nel Salento, ma anche in Sicilia artisti moderni riprendono la pratica antica del cantastorie, del raccontare storie, cosa che non capita più così spesso, sfruttando le radici tradizionali della musica siciliana e al tempo stesso mescolandola con ritmi, con suoni più moderni appartenenti al presente. Un giorno ci siamo fermati e ci siamo detti perché non provare comunque a cantare la nostra storia, la nostra lingua, la nostra Sicilia. Anche durante i nostri concerti chiediamo alla gente in piazza quanti siciliani ad esempio hanno un CD di musica siciliana in macchina, e devo dire a malincuore che molto spesso su una piazza piena a volte uno o due alzano le braccia, quindi questo ti fa capire un po' la misura della musica siciliana. Ma noi speriamo che la gente capisca il nostro linguaggio, nel senso che noi vogliamo dare, come dire, l'immagine della nostra terra, se vogliamo, in modo del cantastorie, e raccontare la nostra Sicilia con i colori, i sapori. Speriamo che venga recepito bene, ma siamo sicuri di questo perché ci sta portando avanti nel progetto, per cui la gente sicuramente ci sta seguendo con certo interesse. Allora, consideriamo che la Sicilia è una terra che ha sempre sofferto, è stata una terra di conquiste, sono venuti diversi popoli a dominarci e molto spesso ci hanno impoveriti dal punto di vista forse economico, ma ci hanno arricchiti dal punto di vista culturale. Io penso che lo sole, quando spuntasti tu, diretto il suo calore e non ti lasciavo più. E questo era il servizio che ci raccontava proprio le tante esperienze di Calandra e Calandra, esattamente di Maurizio e Giuseppe, davvero una vera e propria escalation, perché poi da lì ci si ritrova ad affrontare un mondo apparentemente nuovo, ma che invece fa parte della nostra vita. Sì, diciamo che ti devo confessare questo, all'inizio abbiamo avuto
all'inizio quasi le porte aperte, si può dire, no? Nel senso che è stata quasi una novità per alcuni settori. In altri ambienti, diciamo, abbiamo trovato le porte chiuse. Poi si è aperto, come dire, perché tutto questo ci ha permesso comunque di girare un po' il mondo, perché siamo stati diverse volte a New York, siamo stati in Guatemala, siamo stati in Svizzera, in Canada, in Belgio, in Francia, quindi abbiamo un po' girato diciamo il mondo attraverso i nostri conterranei all'estero. Poi a causa di quello che è successo alcuni anni fa, non dobbiamo più che non vorrei neanche citarlo, diciamo si è interrotto forse uno dei sogni più belli nostri, perché avevamo 25 date all'estero, tutte nazioni diverse. Nel 2020, stiamo parlando del 2020, sì. Quindi anno della pandemia. E non ci sembrava neanche vero, perché solitamente 1 o 2 uscite all'anno riuscivamo a farle all'estero, ma avere comunque tutte date diverse e nazioni diverse significava finalmente arrivare a quello che era il nostro progetto iniziale, cioè coronare un sogno all'interno del progetto. Dario, la cosa bella era che avevamo 3 serate, 3 concerti a Cuba. C'è una cosa stranissima, pensate che la musica latina arriva qui e noi dovevamo andare lì, e speriamo sempre che ci ricontattino per a portare la musica siciliana è una cosa sicuramente originale. Il messaggio è bello questo. Solo una domanda, perché voi cominciate con che stile musicale? Ecco, prima del folk, del popolare, qual era il vostro genere esattamente? Io amavo gli anni 60, per cui avevo un gruppo, facevo gli anni 60, facevamo le balere nelle nostre una rotonda zone. Sul mare, 3 settimane, sì, che bello, che bello. Lui invece si era un po' buttato sul... Ma io da piccolissimo, devo dire, invece giravo moltissimo alle televisioni, partecipavo a diversi concorsi, sono stato a Milano, sono stato a Roma, sono stato, diciamo, un po' in giro in Sicilia. Poi ho avuto una grande delusione musicale che non vorrei assolutamente raccontare questa sera, e ho smesso di suonare la chitarra praticamente a 14 anni e l'ho ripresa a 40 anni. Quindi è stato un trauma, è stato un bel trauma per me. Una bella pausa. Perché guarda, a proposito di pene, di musicali, no? Ma chi non ne ha mai avute? Ecco, adesso lei ci racconta le sue. Quindi, no, nel senso che comunque ci sono, no? Sono i cattivi incontri, sono quelli buoni, sono le persone che ti dicono dai che ce la farai, tu non mollare. Ci sono quelli che ti dicono dai molla perché non è cosa tua, quindi voglio dire, secondo me hai fatto malissimo a fermarti. Assolutamente sì, perché comunque sono stato distante tantissimi anni dalla musica, potevo avere magari un'evoluzione diversa anche tutto quello che stiamo facendo oggi, però siamo contenti di quello che è successo dopo. Mi è piaciuto il sondaggio, perché poi di questo si tratta, quello che voi effettuate durante le serate. Quanti di voi tengono un CD o comunque hanno una chiavetta con almeno un brano siciliano? Chissà quanti. Cioè, è stranissimo. Qualcuno qui studia ha alzato la mano, mi ha detto io ho un CD con dei brani siciliani. Una canzone, sì. E quale? Poi che devo dire pochi. Quale? Quella che abbiamo ascoltato prima nel vostro servizio. Lo Sciccareddo? No, forse Brucia la terra. Sì, Brucia la terra. Secondo me ma questa è una canzone d'amore, un inno all'amore, E adesso loro mi regaleranno il loro CD, giusto così io lo metto in macchina e ascolto. C'è un interscambio qua musicale. Antonio, tu hai CD in macchina? Sì. Io ascolto anche la musica popolare quando capita, non disdegno nessun tipo di musica. Ho qualcosa di Rosa Balistreri, una raccolta, un vecchio CD, disco in verità che poi ho tramutato in CD di uno dei primi festival della canzone siciliana, quelli che si facevano Antenna Sicilia, ti ricordi? Come no? Addirittura condotti dal grande Pippo Baudo, quando c'era la conduzione di Baudo, addirittura prima all'interno di Palazzo, di Via Lodorico da Pordenone, poi nella fase finale addirittura furono proprio prodotti all'interno delle terme di Acireale. Che poi non vorrei sbagliarmi, ma credo che la prima edizione del Festival della canzone siciliana si sia svolta a Castellammare del Golfo. Probabile, sì, probabile. E addirittura il primo premio era una mucca, se non ricordo male. Il vincitore ha vinto questi sono cenni importanti che mi stai iniziando. Io non ricordo, chiaramente dico la mia età è un po' lontana da quelli che sono stati gli albori delle produzioni proprio legate al Festival della canzone siciliana, ma in questo caso, ecco, io so che avete anche spaziato, perché la musica siciliana poi è stata anche musa ispiratrice di grandi nomi come il mitico Modugno, quindi in questo caso non può mancare un brano di Modugno. So che ce l'avete in scaletta, e questo è un brano che ci riporta tra l'altro all'interno
dimensione trizzota. Dico così perché gli abitanti di Aci Trezza amano così definirsi, chiaramente non può che allontanarsi la nostra memoria alla famiglia dei Malavoglia, e in questo caso proprio il grande Domenico Modugno si ispirò con il brano con questa Upisci bellissima Spado. storia d'amore, fra l'altro. Sì, tra l'altro, proprio questo. Fra proprio due questo. pesci. Fra due pesci, quindi storia d'amore fra due pesci, Calandra e Calandra, Giuseppe e Maurizio con Upisci Spado. Questa è la storia d'un pesce spada, storia d'amore. Te pigliarono la femminetta, dritto dritto un tramo cori, e chiancia di dolori, ai ai ai, ai ai ai. E la barca s'ascinava e lo sangue corria e lo mascolo chiancia, ai 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 ai, e lo mascolo pari un pazzuto ci diceva bella mia non chiancire, bella mia non chiancire, dimmi tia che hai a fare, dimmi tia che hai a fare. Rispondia la femminetta con un filo filo e voci, scappa scappa amore mio, casi no tacci di no. Se tu muori, amore mio, voglio morire insieme a te. Se tu muori, amore mio. Uno stato si trovava questa, un cucchio, cuore a cori, e così finì l'amore di due pesci sfortunati. Questa è la storia d'un pesce spada, storia d'amore.
Maurizio e Giuseppe Calandra, e questo era Lupisci Spado, una grande storia, un grande capolavoro, così a firma di Domenico Modugno, ma interpretato in modo, io dico veramente magistrale da parte di questo duo che ci ha fatto venire i brividi. Facciamo un applauso. Facciamo un applauso, sì, lo merito. È una triste storia d'amore però, È una triste storia d'amore. Una triste storia d'amore. Sì. Avete colpito l'animo della nostra Sharon, Sì, vabbè, certo. È toccante effettivamente. Poi io sono molto spirituale, no? Sono più soul che... Okay. Secondo me il nostro corpo è una macchina che ci porta, dove l'anima vuole andare. Che bello questo messaggio. Il nostro corpo è una macchina che ci porta, dove l'anima che ci conduce in vuole questo andare. viaggio che è la vita, una vita piena di insidie. Quindi pensando a quello che poi hai detto tu, che ti sei fermato per così tanto tempo, io credo che ci sia anche un perché. No, assolutamente. Vero? Oggi col senno di poi sicuramente, come dire, magari non avremmo intrapreso questo percorso dalla musica siciliana, avrei fatto altre cose. Invece sono contentissimo, un grande chitarrista. Sono invecchiato per fare questo genere musicale, maledettamente. No, perché ti sei fermato? No, però siamo felicissimi di fare quello che facciamo. La cosiddetta maturazione, perché poi esce fuori il lato migliore proprio con la consapevolezza e col passare del tempo. Tutto è un disegno, effettivamente. Infatti. Disegno perfetto che è avvenuto anche all'interno della carriera della nostra Sharon Shack, una carriera strepitosa. È iniziata piccola, cioè proprio piccolissima. Hai cominciato giovanissima. Sì, sono stata sempre insieme ai grandi, diciamo, no? Io ero la piccolina in tutte queste donne bellissime che io vedevo, no? Perché io ho iniziato col gruppo di famiglia, perché i miei zii sono dei musicisti, quindi io ero proprio 7-8 anni. Per me è stato prima un gioco, la passione, poi però da lì non ho più smesso, è diventato proprio che bello. il mio Ti lavoro. ricordi il tuo primo lavoro, comunque la tua prima apparizione in pubblico, magari perché no, anche all'interno di un format televisivo? Ma sai, noi abbiamo iniziato con i matrimoni, come diceva lui, io cantavo ai matrimoni, sì, però non mangiavo mai la torta. Quella è una bella scuola, Io aspetto sempre la torta invece. Sì, il momento non del mangia niente, aspetto la torta, poi mi rifaccio la torta. Il momento più dolce della serata. Ma noi abbiamo voluto racchiudere un vero e proprio showreel proprio della nostra Sharon Sciacca, l'abbiamo voluto racchiudere perché abbiamo voluto raccontare la sua strepitosa carriera.
Grazie. La breve storia di Sharon Shaka, ma non basterebbe una puntata per poter raccontare quelli che sono stati i suoi parterri e le partecipazioni all'interno dei vari format, così come anche avete visto all'interno di un vero e proprio tour siciliano di qualche anno fa. Non era solo siciliano. Non era solo siciliano, no, l'Italia del Sud. Poi ho fatto L'Italia del tantissimi concerti in Calabria. Ormai ero diventata una diva. Che meraviglia, che meraviglia. Anche lì purtroppo poi 2 anni fa sappiamo com'è andata un po' per tutto il comparto artistico, ma non ci bisogna mai mollare, non bisogna mai arrendersi, anzi non bisogna mai avere quelle parentesi musicali. Antonio, ti è mai capitato di dover un attimo mettere la chitarra in un cassetto, per così dire? Tu provochi allora, sì, certo. È successo? È capitato, un cassetto in garage proprio per allora, come Maurizio? 13 o 14 anni. 13-14 anni. Proprio smesso di suonare. Poi quando hai ripreso però la passione è stata diversa, quindi una maturazione anche in questo caso? Certo, molto, anzi molto di più. Ho cominciato un po' per caso, mi hanno invitato degli amici a fare, sai, di quelle suonate così, da falò, da grigliata della domenica, e da lì mi è ritornato un po' la passione, la voglia di rimettermi in gioco, e quindi mi sono rimessa a studiare, ho ripreso un po' le vecchie nozioni, i vecchi libri, insomma, ho ripreso a suonare. Nel frattempo la mia vita era cambiata e quindi potevo farlo. Oggi ti ritrovi ad accompagnare delle splendide donne come la nostra Sharon Shaka nello specifico, e noi siamo impazienti di ascoltarvi. Un brano tutto dalla caratura italiana, in questo caso un brano che porta il titolo, Sharon? Dimmi quando, di Pino Daniele. Grande, Pino Daniele, dimmi quando, il nostro Antonio Schillaci, e la voce è quella della splendida Sharon Shaka. Dimmi quando. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa o che importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, perso un giorno disperato, ed io ho sete ancora. Tu dimmi quando, non guardarmi adesso amore, sono stanca, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, e vivrò tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana pazzia, il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando, Antonio Schillaci alla chitarra, complimenti. Anche in questo caso grande magia, vi ho visto appassionati. Sì, assolutamente. Tanto il ricordo di Pino sicuramente. Ma poi infatti Pino Daniele, voglio dire. Pino manca, anche se ha lasciato tantissimo. Però cosa poteva fare ancora? Si poteva ancora produrre con Pino, si poteva ancora far parlare della nostra bella Italia, perché sappiamo tra l'altro anche quanto la cosa era bella, apprezzato all'estero. La cosa bella è che Pino cantava in napoletano. Sì. Ha reso omaggio alla Sicilia con uno dei brani secondo me più belli che ha scritto, si chiama Sicily, veramente incantevole. Sì. Bravissimo. Ma io la cosa che amavo... Mi piace, fammelo risentire, perché ecco. Un giro di nota di una raffinatezza particolare. Ha fatto anche una descrizione della nostra terra quasi da siciliano. Ti è mai capitato di strimpellare qualcosa di Pino Daniele?
Sì, diciamo... Io so pazzo. Tipo il soppazzo, sentiamo, vediamo un attimo di soppazzo. Come faceva, vediamo. Il regno delle due Sicilie. Ci voglio parlare. Hai chiuso bene, hai fatto la chiusa bene. Perché noi eravamo tentati di un'altra cosa. No. Sì. Ci ha anticipato. A proposito di questo, no? Io penso che ultimamente i testi italiani sono un po' troppo lasciati così. È vero? Commentavamo perché noi abbiamo fatto un viaggio ascoltando alcuni termini un po' musica più... che ci propone per ora. Hanno cambiato l'accento, hanno cambiato la metrica, hanno cambiato. Io forse rimarrò e non riesco all'antica a trovare un testo che mi fa entrare dentro quella musica. Certo, perché lì devi sognare, almeno quello, quando tu però i ragazzi sono presi. Ma io invece, tornando un attimo a Pino Daniele, amo tantissimo Pino Daniele per il semplice fatto che è stato un artista arrivato, perché che ha dato spazio a tantissimi altri artisti minori, cioè lui osservava, era un osservatore e in base al genere, al momento, alla voce, riusciva a capire qual era, come dire, l'artista da valorizzare in quel momento. Sì. Ha avuto tantissime collaborazioni, sia italiani che con grandissimi musicisti comunque in tutto il mondo. Un vero e proprio lavoro di scouting, lui ce l'aveva comunque innato. Cosa che non perché, fanno moltissimi artisti. Anche perché molti si chiudono, rimangono all'interno del loro impero, lasciando fuori magari chi potrebbe emergere e perché no, chi potrebbe avere un'opportunità che solo un big può dare in questo caso. Certamente. È vero. Ma Brucia la terra, perché ci è rimasta lì, lei era lì, vi guardava, Brucia la terra, non me la fate sentire, ma giusto ritornello, strofa ritornello. Io so che è fuori scaletta, perché loro nemmeno l'avevano preparata, così come nemmeno i Soppazzo, ma io del resto all'interno di Espressioni Popolari Soppazzo davvero, del resto qui sono brani che ci piace ascoltare sempre in modo infinito. Calandra e Calandra, Brucia la terra. Brucia la luna in cielo ed io brucio d'amore, fuoco che si consuma come un lume cuore, anima chianci addolorata, non si dà pace a chi m'ha lottata. Brucia la terra mia e brucia lume cori, chi si ti d'acqua idra ed io siete d'amore, a quella canto la mia canzone, se non c'è nudo che si affaccia E questa è una vera e propria serenata, che bella. Sharon, non ti è mai capitato di ricevere una serenata sotto la tua finestra, al balcone? Ti è mai successo? Beh, serenata proprio no. No, hai questa ci manca, possiamo riparare. Manca la serenata, quindi organizzatevi ragazzi. Non rientrate indirizzo, vi do l'indirizzo. Abbiamo già le chitarre. Ho messo e facciamo una serenata per te stasera. Va bene, ok, perfetto. Immagina che serata lunga, quindi dopo la registrazione di Espressioni Popolari arriva ovviamente la serenata sotto la il finestra. balcone. Spero che abiti Quarto piano, nei primi
quindi comunque no. Allora dobbiamo cantare forte. Dobbiamo Io pianare amo. o salire al terzo piano. Sì, Quarto, quindi non mi conviene. Quarto piano. Spaziamo dalla nostra terra, quindi così anche al genere partenopeo Shallow. con il grande Pino Daniele, ma adesso è il momento di un brano internazionale. Sì, cosa hai scelto? E ho scelto un brano di Lady Gaga, Bradley Cooper, sì. che Parlo qui, che si intitola Shallow. Shadow, quindi Noi questo è un facciamo brano piccole- di Lady Gaga, Lady giusto Gaga. strofa, ritornello, perché a noi Sì, piace sì, sì. spaziare all'interno di tutte le nostre espressioni. Siamo Sharon velocissimi. Sciacca, in questo caso sempre alla chitarra, il grande Antonio Schillaci. Per voi il grande successo di Lady Gaga. Tell me something, boy. Are you trying to fill the void? Or do you need more? In a heart keeping so hardcore, I am falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm over deep and watches a diving. I never meet the ground. Crawl to the surface where it can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow, we're far from the shallow now. Lo sai, abbiamo trovato un ruolo per noi. Sì, hai visto? Quando tu farai la prossima come si tournée- chiamano? Gli schioccatori. Gli Gli schioccatori. Non gli scroccatori, No, gli no, scroccatori. no. Gli scioccatori. No, schios. Ma lo facciamo un applauso alla nostra Sharon? Assolutamente sì. Grazie. Che spettacolo. Grazie. Quasi rivedevo la scena del pianoforte a coda, Bello. quando lei cantò insieme, ricordiamo chi? Un grande artista internazionale, concerto, ci trovavamo a New York, Madison Square Garden, ci fu questa esplosione, la notte degli Oscar, che meraviglia, uno scenario davvero Io invece una delusione fantastico. ce l'ho avuta davvero musicale, che poi era soltanto legata comunque all'età, credo, perché ho fatto Saremo Giovani un po' di tempo fa, proprio ero ragazzina, e ho fatto tutte le selezioni, sono arrivata quindi proprio alla finale, dove praticamente poi mi hanno buttata fuori, no? Normale, cioè capita, quello che tristezza, ti fa diventare, sì, no, ma sì. ti fa diventare... No, nel senso arrivare poi quasi alla fine, Sì, sei sì, lì, sì, ci sì, credi sì. quasi. Vabbè, però poi col senno di poi non è quello poi alla fine la cosa importante. I concorsi servono tantissimo. Poi Sanremo per noi italiani è una vetrina. Certo, comunque tantissimi artisti hanno vinto Sanremo e poi sono No, scomparsi nel infatti, nulla. bravo. Per cui No, ma la cosa che mi ricordo che è stata carina, adesso ci penso e sorrido, è quella che io non ho pianto per niente. Quando mi hanno detto eliminato, io ho detto ok, vabbè. Dico, chiamo a casa, no? E mi ha risposto papà. E poi mio papà mi ha detto ciao, com'è andato? Io e ho pianto per 1600 chilometri da Sanremo a Catania. Però io non ho smesso, anzi questo mi ha dato più forza per andare avanti. Tra l'altro la forza dei siciliani veniva anche rappresentata da una grande artista che voi amate in modo particolare, Rosa Balistreri. Sì, fra l'altro, se non ricordo male, proprio in questi giorni credo che la ARSO, comunque la Regione Sicilia, abbia creato una fondazione proprio in memoria di Rosa Balistreri a Licata, quindi mi aspetto che succedano delle grosse iniziative per ricordare questa grande donna, che soprattutto perché grazie a lei se molte canzoni oggi noi le conosciamo, perché io ho letto così sulle pagine che scorro a volte sui social, che comunque è grazie a lei se oggi molte canzoni si conoscono, perché registrava con un tape, con il vecchio registratore, girava le piazze e si fermava a chiedere ai vari anziani, ai vari agricoltori, dico, le canzoni, le storie, le cose, quindi, e lei registrava. Quindi se oggi noi abbiamo, perché non c'erano spartite della musica siciliana, molti sono inesistenti, e grazie a lei se oggi abbiamo, diciamo, un patrimonio culturale musicale, quindi
sicuramente c'è da fare un elogio, e so anche che c'è un film in uscita sulla vita di Rosa Balestreri, che ha avuto una vita ma che è una cosa tortuosa. che merita sicuramente. Merita. Perché dobbiamo riconoscere che Rosa è stata una delle prime, sicuramente forse l'unica, che ha portato la musica siciliana a grandi livelli, cioè, il Rai, la musica siciliana ha avuto il coraggio che a molti è mancato e che ancora a qualcuno manca. Ragazzi, siamo onesti. In questo caso poi non alla so fine se manca agli artisti o se manca alle grosse produzioni. Anche Giuseppe, hai perfettamente ragione. Ma so che c'è qualcosa in scaletta della Balestreri. Noi abbiamo rivisitato, perché noi amiamo sempre rivisitare comunque le canzoni già esistenti. Il vostro tocco personale. Amiamo metterci sempre qualcosa di nostro. Tipo di Rosa ce ne sono centinaia, possiamo dire. Però questo si chiama Me Mugliero in Nave Pila. Me Mugliero in Nave Pila, Giuseppe, sarebbe no? Però a me piace. Io ho capito un'altra cosa, poi lui me l'ha spiegato. Aspetta, cosa ha capito Sharon? Io ho capito tutt'altro. Infatti ho detto sono di quelle donne che si radono. Che si ok, ora vediamo che aspetta, però non ti dà la risposta lui adesso. No, la risposta non la vogliamo adesso. Adesso ascoltiamo, poi dopo lo commentiamo. Questo diciamo è anche un consiglio che diamo ai giovani che si vogliono sposare. E quindi seguite un po' passo passo quello che canteremo. Maurizio e Giuseppe, Calandra. Picciotti che va vita a maritari, più prima ancora di fare i vizziti, la zita sopra e sotto da guardare, se non volete inganni e li patiti. Se non sapi giavagliare, dopo niente si può fare, dopo niente si può fare, se non sapi giavagliare. Ma chi sto nel niente per? Come non è niente? Perciò una femmina non sa giavagliare. Ci sono cose più tinte per? Cose più tinte, non sa giavagliare. Se tu sapessi so cosa è successo a me cucina a Spano. A Spanetto? A Spano. Aspetta che tu vuoi capire il rizzo, a Spanetto. Un muratore, faceva un muratore. Sopra era un bravo maestro, io era mezza cazzola. Non era bravo. E che ci è successo? Cose tinte. Sentite. Sentiamo. Attentiamo. E mali ritto quando mi maritai, trovai a me muglieri senza pila, dopo ci giorni a camminare donai, la me muglieri una via pila. Una vipila Che è successo? Ma che sono queste cose? Ma quale cosa? Vergogna. Ma vergogna ti so. Tutti che ti vedono nella televisione. C'è chi raccontare le tue cose personali, le tue mogli. Ma che capisci? Queste sono cose intime. Ma quale cose intime? Ma che cose d'arcova. Ma la pila Dentro la stanza delle... Ma che capisci? La pila per lavare, lo secatore, va! Scusa, sono fallistere. Ma per quando ci sono? E ci manco pilatori, acqua ringiornavi più. Questi venere in appagno. Ma quale appagno, ma poi appagno noi cos'hanno tutto, so cosa significa? Palpitolo core. Un palpitone, ok. Ma fammi finire, scusa, mi interrompe senza che manca adesso il mio concetto. Continua, dai. Picciotti che va vita a maritari, più prima di gonzare il letto. Sentita mia, so capita a fare, faciteci suonare un fiscaletto. Si non sapi suonare, dopo niente si può fare, dopo niente si può fare, si non sapi suonare. Ma chi sto nel niente? Come nel niente? Ma che dici? Ci sono cose più tinte, per? Sono fiscaletto. Ci sono cose più tinte. Se tu sapessi so cosa è successo a me cucino me. Cucino me? A me cucino me. Me? Minego. A me? A me ne che che ci succede? Sentite. Non era che tu che stiamo aveva potete. Aveva potete. Non c'era acchianata. Io tu come ricordo c'è a te sarde salate. Sarde salate, sai che sfusa eravamo una carta. Diciamo me avevo figlio di chi deve sarde salate, sai me. Che ci successo? Sentite. Sentiamo. Attentiamo. Ascoltate. Ascoltiamo. E mali ritto quando mi maritai, trovai a me muglieri senza pila, dopo ci giorni a camminare donai, la me muglieri una via pila, me muglieri una vipila. Ma sta nato mi fai cantare? No, senti, io mi vergogno. Ma ti vergogni? Davanti che c'è una persona che avanti.
Tutto lo pubblico in italiano alla televisione. Ma che capisci, Topè? Io mi sento male. Ma tu che capisci? Ma vorrei soccorrissi io, Pe? Regista, mia moglie non aveva pila. Ah, tua moglie manco non aveva pila. Che c'è già mia moglie? Ora regista tu. Mia moglie non aveva pila. Non ha detto così. Regista, ora, mia moglie non aveva pila. No, che c'entra mia moglie? Ma Tu l'hai regista, detto- mia moglie non aveva pila. Io disse mia moglie, ma tu pure regista e tua moglie non aveva pila. Ma poi che capisci tu? La pila per lavare, lo scegatore, va, che Ma tu per spiegati lavare le robe. Ma tu spiegati. rissantura. Fai fraintendere le cose. E ci manca un pilatore, acqua rincia nave più. Però scusa, io a questo punto un bello consiglio d'ora. Sentiamo sto allora, i consigli sono una domanda, non se ne Sì, ma che ci sta? Dai, ci sta con consigli. Sentiamo. Senti qua. Ma perché non ci accattate una bella lavatrice? Di chissà che fa tutte cose. La lavatrice? Lava, stira, asciuga, stende, mangia, tutto così da fa. Più La risparmio, lavatrice? tutte cose fa. La lavatrice, perché che fa? Non ti piace? La lavatrice? La lavatrice. Ma quale lavatrice, picciotti? La pila è sempre pila. Che moglie che capitai, c'è che dai la moglie lo filo, non ne avete cose di mai. Che moglie che capitai, c'è che dai la moglie lo filo, non ne avete cose di mai. Rosa Ballestieri. Me moglieri, sì. Me moglieri un nave pila. Non lo dire. No, non lo possiamo dire. Ma la mogliere manco un nave pila. No, me mogliere non ha un muruoto su un nave pila. Stamattina. Non me lo ricordo, no, però a me piace la loro pronuncia, perché me mogliere Un nave pila. Bellissima anche la parte della calata poi chianata, quindi com'era? Se c'è un pennino, c'è Un pennino Che stava facendo te, queste sono espressioni popolari, popolari. quindi non a caso. Un applauso lo facciamo. Maurizio Giuseppe Calandra, complimenti. Ti vedevo lì bravi. bloccata su... Tu non hai pila? Avrà la lavatrice, nel senso, cioè, Ho la lavatrice, ho la la lavasciuga. lavatrice. Ho ascoltato il mio consiglio, tuo marito ha ascoltato. Ho la lavatrice. Si può dire nulla stasera, No, ragazzi? attenzione. Messa male. Hai visto che era, capito? Io ho detto, ma come? Beh, sarà una moderna che si toglie, no? Immagino Rosa Ballestieri che cantava già la depilazione. Un po' lontano. Una volta le eh? donne siciliane erano belle baffute, belle pelose. Il Se non piacere avevano i del baffi, baffo, no? il piacere del baffo. Il piacere del baffo, si dice donna baffuta sempre piaciuta. Poi anche belle in carne. Sì. Adesso noi secche così. Noi secche. Noi secche. Noi secche. Noi secche di Dai, oggi, comunque- noi. Noi secche oggi di noi. Altro brano, Sì. perché questo è un altro brano che hai selezionato perché... Ma noi però, Antonio, che facciamo con questo Poi brano? mangiamo loro, certo. Abbiamo tre chitarristi. Certo, abbiamo due E quindi, chitarristi. che avete pensato di fare? Che avete pensato Le di chitarre fare? ci sono, chitarre ci sono, ma mancano i chitarristi. No, non ci sono. Vi facciamo una sorpresa, ok? Allora, coinvolgiamo anche Giuseppe Anche Maurizio. loro, sì, Il sì. brano porta il titolo di Dedicato. Dedicato con quello di Sharon Sciacca, Ivano Antonio Fossati, Schillaci e questo. ovviamente Ivano i Fossati, nostri questo. Giuseppe e Maurizio Calandra. Loredana, Ci siamo? Il brano è di La Ivano Bertè, Fossati. certo. Brano. Era Il Bertè. brano è Di Loredana Giulia Bertè. Bertè, ma realmente Scritto da? Da Ivano Fossati. Ma Certo. c'è una cultura. No, solo questo Mi ricordavo. ascoltate? preciso. Anche da casa, Il canto anche è da casa. preciso. Impazienti di ascoltarmi, questo è dedicato a te. Fatto io? Vai di maestro, Ti vai. seguiamo. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, a playboy finiti e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo e non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù, a chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai.
dedicato ai cattivi, che poi questi cattivi non sono mai. Ma siete bravi, per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per me. Dario, ai miei pensieri, a com'ero ieri e anche per te. Grazie. Bellissima. Che bella, Ci che abbiamo bella. provato, ci Sì, abbiamo provato. dai, è uscita fuori. Grazie. Sharon, Antonio, Maurizio e Giuseppe, questo quartetto. Ragazzi, è Bella. improvvisato, Sì, non ci sì, crede sì. nessuno. Però è così, è così. Neanche noi ci crediamo. Anche perché è bello perché mentre loro suonavano, sicuramente sarà arrivata anche la voce di Antonio che faceva diesis. perché ci suggeriva. L'altra. Ma questo è bellissimo. bello, Cioè, è bello. così, Questo è questo. bello, infatti. No, perché poi si chiede, no, non erano in diretta. Come non erano in diretta? Sì. È altro No, che- non era, avevano tutto già organizzato. Erano in playback, Suonavano in playback. Ecco. Che succedono queste cose No, perché ai miei qualcuno c'è- pensieri, col microfono, sì. A com'ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a com'ero ieri. Facciamo dire anche a lui l'ultima strofa e anche per. E anche per me. Sì. Dai, questa sì fuori che- nota, questa sì fuori che era nota, playback. fuori nota, Questa ragazzi. sì che era Questa la copriamo, ragazzi, Bravissimo, Vabbè, no, non la possiamo coprire, ragazzi. Possiamo Qui è ricattarci. tutto live, dentro Espressioni Popolari è tutto live, del resto noi amiamo non prenderci troppo sul serio, quindi puro divertimento. Io ve l'ho detto, tra l'altro al Assolutamente. telefono, Maurizio, ne abbiamo parlato, bisogna divertirsi prima di stare qui a raccontare di noi stessi. Ci in è maniera rimasto solo assolutamente questo, spontanea. quindi almeno divertiamoci. Penso proprio così, Ci penso mettiamo in proprio così. Altro brano, tra l'altro avete una scaletta voi articolata, però c'è un sciccareddo che mi sta lì. Tra l'altro voi l'avete anche portato. Sì, è la L'avete nostra portato? mascotte, posso... Certo, ti do una mano, ecco, ti do una mano, così perché è importante. Tra l'altro la nostra sicilianità proprio viene rappresentata da questi cosiddetti animali da traina, quindi a cominciare da quello che è un sciccareddo. Sappiamo bene il cosiddetto bue, l'asinello, quindi nello specifico che Ce abbiamo l'abbiamo in camera? mano. Ecco. Allora, noi l'abbiamo adottato come simbolo. Solitamente lo sciccareddo è un animale che viene bistrattato, viene deriso, no? Perché spesso quando uno va male a scuola o fa qualcosa viene additato come un asino, Sì. o scecco. E invece? Noi l'abbiamo preso invece come simbolo di forza, perché comunque è un animale testardo, caparbio, lento ma arriva. Ok? Quindi per noi è il nostro simbolo. Poi ha girato con noi veramente tutto il mondo e lo portiamo come mascotte, è stato toccato da tantissimi artisti, da Renzo Arbore a Tullio De Piscopo a Fiorello, Mariella Nava, Benedetto da Papa Francesco. Hanno tentato anche di rubarcelo e quindi lo teniamo sempre, cioè, può capitare o capitava. Ma posso avere a questo punto il piacere di toccarlo anch'io? Si porta fortuna comunque. porta Abbiamo fortuna. tantissime Lo storie tocco anch'io, lo tocco anch'io. Abbiamo Tu sai tantissime... che invece l'asino è molto intelligente? Sì. È per quello che si comporta in quel modo, perché lui è talmente sicuro di sé che è l'intelligenza Ha proprio un carattere dell'asino. forte, ha un carattere Lascia l'uomo nella sua ignoranza. Guarda, ti dico questo. Ma anche io ho bisogno di fortuna, Suona posso? Ora faremo una Allora ci foto facciamo un assieme. giro. Poi faremo un giro di Sì. sciccareggio, un giro di sciccareggio. Vi raccontiamo, possiamo raccontare qualcosa? Ma No. proprio veloce, perché Veloce. quanto dura il programma, Maurizio? No, non lo so, dico, abbiamo No, qualche... no, perché no, comunque no, agli altri ha portato sì, fortuna, vai. agli altri, cioè noi sta con noi, ma porta fortuna agli altri, però Per noi è sempre un piacere comunque. Dai. ma che posso dirti, siamo stati ospiti in un programma televisivo su Sky a Milano, un programma sportivo, e siamo andati l'indomani mattina a prendere l'aereo perché dovevamo ripartire per la Sicilia. Arrivati in aeroporto, tutti i voli annullati. Cancellato. E allora noi eravamo in difficoltà. Dillo perché eravamo in difficoltà. Perché da artisti eravamo senza soldi, per cui non ci potevamo permettere Cioè, il lusso se perdevamo di quel restare volo, lì. erano cavoli amari. Questa, dai. Da buon artista No, che ma si l'artista rispetti. di artista di strada completamente. E allora dice, no, oggi da qua non vola nessun aereo. Io così per scherzare sono andato al check-in e c'erano gli steward e le hostess là, e io ho preso l'asinello e gli ho detto in modo di sfida:
voi vi dimenticate una cosa. Pensa a Milano che lui arriva lì, voi Dice, vi ma che dimenticate cosa? una cosa? Che io hai un sciccaretto. Lo metto lassù. Indovinate qual è l'unico volo in Italia? Per il momento che è partito. Il nostro. Mi ricordo la hostess. E avevamo la hostess che ci correva dietro aeroporto. Fatemelo toccare, devo fare un concorso, devo fare degli esami. È diventato un vero e proprio portafortuna. Assolutamente. Ma ne abbiamo tantissimo questa data. Ma sapete da dove arriva la parola scecco? Proprio scecco. È una denominazione francese. Il francese antico, potete anche cercarlo su Google, proprio in francese antico veniva definito l'asinello, quindi l'asino veniva chiamato chèque. Noi abbiamo un'altra anzi, versione. Infatti il cartone un animato Shrek. Noi sappiamo un'altra cosa. Noi abbiamo un'altra versione, sì, forse se vediamo se me la ricordo. Così, parliamo quando la Sicilia è stata invasa dagli arabi. Dagli arabi? Quando gli arabi hanno invaso la Sicilia, hanno, come dire, fatto capire la propria potenza con i cavalli. Con i cavalli, ma in più hanno sequestrato ai siciliani, gli hanno imposto, diciamo, come quando c'è una dittatura, gli orari di non andare a cavallo, perché loro dovevano essere quelli più alti, quindi noi da siciliani dovevamo guardare gli arabi da sotto, dal basso verso l'alto. Esatto, sì. E quindi gli arabi hanno, come dire, dettato le loro regole, i siciliani non le hanno accettate perché gli hanno distrutto le armi, hanno imposto il loro modo di lavorare, hanno distrutto i vigneti perché erano contrari al vino e quant'altro. E allora i siciliani, così, questa è una storia che ho letto sempre, una sera si sono incazzati, un po' si sono riuniti e hanno avvelenato gli abbeveratoi. E quindi sono morti tutti i cavalli e sono rimasti a piedi. Sono arrivate delle navi dall'Africa e sono affondate e sono rimaste alcune navi che c'erano solo gli asini che venivano utilizzati come mezzo di trasporto, sì, certo. Quindi quando sono arrivati qua gli arabi sono stati costretti a salire, a montare sull'asino, no? E da lì nasce la shake. Okay. Quindi ci sono comunque sono diverse le denominazioni, ma soprattutto queste potremmo dire anche sono comunque dei racconti, quindi è un qualcosa di non troppo confermabile, quindi sono delle vere e proprie storie quasi mitologiche, perché poi sappiamo che proprio attorno all'asinello c'è quasi una figura mitologica proprio attorno ovviamente anche all'atmosfera siciliana, perché sappiamo quanto questo era un mezzo vero e proprio di trasporto. Ma anche la nascita di Gesù, dico, c'era l'asinello San Giuseppe viaggiava sulla fa parte per noi è un animale molto positivo, molto buono, e quindi ripeto, leggende siciliane, ma sempre belle da rievocare. Andiamo quindi con lo Sciccaretto, giusto strofa ritornello, perché a me piace proprio riportare, chiaramente in chiave del tutto rivisitata, quello che è stato un brano che li ha visti protagonisti in diversi contesti. Noi abbiamo iniziato proprio con questo, per chi volesse comunque ascoltare la versione, diciamo, da disco, può farlo attraverso anche Spotify, diciamo, cercando Calandra e Calandra, e può sentire perché è stata arrangiata in chiave reggae orchestrale, ok? Addirittura reggae? Sì. Quindi ti facciamo un breve cenno. Calandra e Calandra, un Sciccaretto. Sì, quella è un'altra. Ma l'hanno fatta sulla rivisitazione sempre dello Sciccaretto. È la versione folk, non so se tu la conosci. Sì. La versione folk è fatta così invece. Abbiano Sciccaretto, ma tanto saporito.
Quindi noi l'abbiamo rivisitata senza mai farlo, perché magari in radio questa cosa non sarebbe piaciuta, quindi ci siamo chiesti semplicemente sempre come faceva, per poi alla fine come faceva. Rimane lì il dubbio, tutto all'immaginario collettivo. Bene, molto proprio così, molto carino. Hai visto quante Devo cose? dire che mi sto proprio divertendo stasera. Sì, anche noi. Vero Antonio? Guarda, posso dire una cosa, anche il caldo non c'è più. Anche il caldo, perché c'è stato caldo? Non parliamo di caldo. Non si sente proprio. No. Invece c'è una canzone che mi riporta quasi in un'atmosfera autunnale. Lui era il grande Buonocore. Sì, perché poverino? Scriveva, no, assolutamente. Nel senso che questo no. brano è suo, sì, un grande, perché anche lui, secondo me, è uno degli artisti più bravi, uno dei più bravi italiani, Nino Buonocore, no? Sì, Nino Buonocore, tra l'altro, fu uno dei suoi primi successi, poi altri successi. Peccato che poi firmò grandi produzioni, poi magari... Ma io lo seguo perché comunque amo molto lui e so che sta riprendendo, ha fatto altre cose, quindi comunque... Anche vale collaborazioni con artisti sì. di livello nazionale, quindi anche in questo caso un vero e proprio paroliere, perché poi fu proprio così anche il brano, scrivi, proprio così. La nostra Sharon ce lo ripropone, quello che è stato il suo grande successo, quindi Nino Buonocore lo scrisse, la nostra Sharon Sciacca e il nostro Antonio Schillaci ce lo fanno riascoltare. Scrivimi. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, ma tu non vuoi restare solo, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà a sentirsi meno fragili. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto, ci vuole poco per sentirsi più vicini, scrivimi. Sharon e Antonio, scrivimi. Il successo di Nino Buonocore e speriamo possano arrivare ancora altri successi e a sua firma, perché questo è quello che ci auguriamo. Complimenti. Questo, uno dei brani lo vedi in quale contesto? Ad esempio da dedicare a chi? Questo brano dici? A chi lo dedicheresti? Scrivimi, ma sai che così adesso non mi viene, però penso alle persone che hanno qualcosa da dire che non riescono magari, no? Oggi con tra le l'altro parole. si scrive tanto, nei social si scrive tramite WhatsApp, troppo forse, tramite... no? Anche troppo. Non credi troppo? Forse però si scrive senza punteggiature, senza virgole. È uno scrivimi un po' particolare. Un po' come noi, dai Maurizio. È uno scrivimi così. Secondo me il male di scrivere troppo e scrivere da chiunque è il fatto che a volte si feriscono le persone dall'altro lato. Magari c'è gente che ha un carattere forte e non fa caso a quello che legge. C'è gente invece che non è così e quindi a volte certe cose fanno male. Ma oggi si scrivono tante stupidate, una volta si scrivevano libri, si scrivevano composizioni musicali, quindi è una scrittura completamente diversa. È cambiato tutto. Ma parlando di brani, parlando di qualcosa che avete prodotto, c'è anche un brano che abbiamo poi tra l'altro anche visto all'interno di quello che è stato il vostro showreel, ma che inevitabilmente vogliamo riproporre perché fa parte della vostra collezione. Sì, diciamo che questo è il nostro primo inedito. E abbiamo voluto un po' prendere in giro gli stereotipi del siciliano, perché solitamente come dire, sono gli altri che ci prendono in giro, abbiamo voluto farlo noi. Chi meglio di noi si può prendere in giro? Chi si conosce dall'interno soprattutto. Ci vuole anche un po' di autoironia, che è quella, una caratteristica che ci contraddistingue questa, quindi. E abbiamo voluto immaginare, diciamo, la giornata tipo di un siciliano, uno scansa fatiche, che poi in proiezione, diciamo, video
come dire, per chi Ah, vuole vederlo, un epilogo ha un epilogo completamente bellissimo e diverso. positivo. Però collegato al video, come dire, ha un senso tutto, ok? Il titolo del brano? Siciliano Tipussano. Siciliano Tipussano. Calandra e Calandra. Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, il robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9, tanto fuori chiovi, un corpo alle capite, mi sciavolo la scitte, ma giusto le baffette, non giovo le quasetti. Siciliano Tipussano, ti spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano Tipussano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e a cominciare da capo. Siciliano Tipussano, complimenti, complimenti, davvero una musicalità tra l'altro che affascina, Antonio. Bellissima. Ti vedevo quasi Sì, voler mi andare piace dietro tantissimo nel loro ritmo. ascoltarli, mi Che piace bello, tanto. che bello. perché- Hai visto, direttamente da Alcamo, tra l'altro questo territorio conosciuto per il buon vino bianco. Ma- Lui rimarca, Ricordiamo, ci vuole Ci mortificare. No, è stata una nostra mancanza. Cazzo. No, che c'è? Perché quando ci hai incontrato Noi siamo avete portato abituati a da bere portare oltre lo stasera? scecco, a portare anche la bottiglia di vino. Vale per la prossima, Sì, perché comunque promesso. a breve ritorniamo comunque qui all'interno Promesso. di Espressioni Popolari. Altro brano sempre da regalare, in questo caso uno di quei brani che crea una vera e propria atmosfera, un vero e proprio alleluia. Alleluia, Alleluia. infatti, ha detto bene, alleluia. Questo brano solitamente quando ti viene richiesto? Ma non c'è un momento in cui ti viene richiesto un brano, tranne che tu sei sul palco, fai una canzone, allora c'è il bis, di solito funziona così. Però questa è una canzone che io amo fare in un certo contesto, tipo dove c'è la gente che ti ascolta, magari nei piano bar, così, perché è proprio da ascolto questo brano. Magari non da discoteca, ecco, quando c'è tutto quell'affollamento di persone che magari chiacchierano tra di loro, allora si perde tutto. Un'atmosfera dove l'attenzione del È pubblico importante. rende sicuramente ispirazione all'artista e in questo caso la nostra Perfetto. Sharon Shack con il nostro Antonio Schillaci, sempre all'interno di questo brano di caratura internazionale dal titolo Alleluia. I had the word, the secret chord, the dare to play and to please the Lord. But you don't really care for music, do ya? But God that dares to for to fear the man of war and to measure live the powerful king compose an hallelujah. Hallelujah, 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 maybe there the God above, but holding heavenly from love. But who should we somebody without true eye? It's not the crowd that here and night. It's not someone who see the light. It's a chord and it's broken. Hallelujah. Sharon Sciacca, Antonio Schillaci, alleluia! Che meraviglia! Grazie. Maurizio è rimasto senza parole. Sì, no, perché ho visto caldo. come sa giocare con la voce,
allontanarsi, avvicinarsi dal microfono. Hai visto che Ho profondità? visto il vibrato, Bravo, quindi Grazie, ho attenzionato questo. Invidia, dillo. Dai. Io non posso fare questi Invidia buona Che comunque. invidia. Noi, Che invidia, come che possiamo fare? Quando raggiungeremo questo trionio così? Non so, Ormai passerà un po' di tempo abbiamo ancora, dato. però arriva, ma dai Peppe, non mollare. Ci arriveremo anche noi a fare questo vibrato. Siamo già in Siamo chiusura. in chiusura, purtroppo È siamo finita. in chiusura. Se No, poi continuiamo. noi abbiamo fatto tutta questa strada. Chiediamo il È permesso. volato Permesso? il tempo, C'è È permesso? volato È volato davvero, il tempo, è hai vero. visto? Siamo stati Non benissimo. vedevi l'ora vuol di andare via, invece adesso è volato il tempo. Vuol dire che siamo stati bene, cioè Siamo a parte lo stati scherzo bene. non sentiamo più neanche caldo. Ma io l'ho detto Si è già. entrato- Ci siamo rinfrescati. Si è entrati in un Pensate clima io in giacca, Quello io non potrei proprio dirlo, però Ci va chiedi bene a me, così. chiedi a me. Scusa, dai, se tu ci permetti, noi Sì, possiamo fai fare una Peppe. cosa. Dimmi. Poco fa abbiamo sentito, almeno ascoltato la tua Che non voce, hai ma mai non hai avuto- mai ricevuto una serenata, non hai mai avuto fatto una serenata. Mi fate la La serenata? fanno loro, quella del video. Sì. Ma guarda Dai. un po', Fatevi la serenata. Possiamo? Allora, E come facciamo? Allora mi metto lì con voi? C'è emozione, c'è emozione. no, certo. Generalmente siamo noi che dovremmo metterci in ginocchio, sì, però in questo caso va bene. Lo fa magari qualcuno, Immaginaci in ginocchio. Ragazzi, Una cosa sì, immaginaria, non possiamo però stravolgere per me, purtroppo grazie, il nostro grazie. set televisivo, lo facciamo però in versione potremmo dire quasi un po' così ce la puoi immaginaria, fare. no? Quindi Immaginaria, dovremmo un certo, attimo immaginare questo lui che si sul presenta balcone e lei sul balcone e noi sotto. tu al quarto piano e noi... Senti, io prima che voi mi fate questa serenata volevo ringraziare Dario. Grazie. No, sono io che ringrazio te, Sharon, grazie. Perché sono stata Non si fida benissimo della con te. serenata, capisci? Poi volevo, Intanto lo ringrazio e poi... Poi volevo dire un'altra cosa, che siete fantastici, siete simpaticissimi, e poi Vero, il vero. mio amore Antonio, cioè voglio dire, Anche bravo, noi ci siamo il innamorati di chitarrista. Antonio. Grazie Antonio. Molto versatile. No, aspetta, ho visto che è molto versatile, cioè... Sì, e quindi ci siamo innamorati di Antonio. Artisticamente l'hai Senza- detta Maurizio, l'hai detta. Amore artistico. Pensare alla serenata Antonio è solo ovviamente. Dico, non essere geloso No, se con gli altri no, ballo no. il twist. No, ma sono allergico peraltro. Ci siamo, atmosfera romantica. Noi ci proviamo, dai ragazzi. La nostra lei si affaccia al balcone. Sì. I due Calandra e Calandra, Giuseppe e Scusa, ma mi Maurizio. devi fare un attimino un primo piano che mi affaccia al Ci vuole un balcone. Primo balcone. piano, Un primo balcone ecco, la avete nostra qua a disposizione. Graziella Tusa lo fa subito, lei si affaccia al balcone. E guarda verso l'alto, però fate tutto per non guardarci. Cioè, non, sì, No, ma noi siamo giù, dai, Sì, dai. Accorcia, dai, parti. Notti di stiti e luna china, dormi pigiuzza, già li cuscina, la finisce da avani giuzza e io cassuta, t'aspetto a tia. Sogno vento che t'accarezza la tua facciuzza e la tua gizza. Sogno lo sonno che t'addormisce quando lo giorno scura e finisce. Rapi sta porta chi sogno ca fora, rapi sta porta chi non vi l'ora, non vi l'ora di stare con te, rapi sta porta biduzza mia, non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare
La prossima volta la faremo meglio. Non vi onora, questo era il titolo di questa splendida serenata dedicata alla nostra Sharon. Grazie, Ti ha emozionato? Ti ha molto, emozionato? molto. Che bello, hai visto? Magari... Beh, Ragazzi, finalmente una serenata, ragazzi. vi è mai capitato di stare lì, quindi cercare di conquistare una donna, ovviamente per qualcuno, e quindi tutto è andato a buon fine o magari è andato non troppo noi bene? abbiamo fatto tantissime serenate perché sta andando di nuovo in uso. Noi non abbiamo mai altro. conquistato No, nessuno no, con le io serenate perché le nostre metà sono in ascolto. Sì. E quindi, ma anche le altre metà. anche no, nel senso... Non l'ho capito, no, mi sono confuso. Scusa. Ci sono troppi mezzi, mezzi e mezzi. Troppe metà ci sono, bene. Quindi è mai andata, dico, un po' male, qualcuno che non si è affacciato? Perché... una volta è successo, perché noi facciamo tantissime serenate, dobbiamo dire questo. Siamo venuti anche in queste zone a fare alcune serenate. Una volta è successo perché noi portiamo l'impianto, cioè noi in un quarto d'ora ci montiamo casse, mixer, aste, facciamo microfoni. tutto proprio in acustico, però abbiamo tutto l'impianto. Non solo voce e chitarra. Utilizziamo anche un megafono per chiamare la sposa. Questa sposa non si affacciava. C'era lo sposo preoccupato. Allora noi, per cercare di sdrammatizzare, abbiamo fatto un po' di battute, diciamo, ovviamente, che poi si potevano anche evitare, perché sì. lo sposo era un po' agitato. In fibrillazione. Poi abbiamo scoperto che lei aveva tutte le finestre sonorizzate. Non lo sapevamo. Quindi era un problema d'acustica del suo appartamento, quindi perché a sorpresa non lo sa. Esageratamente protetta, quindi se ne era scelta una in una teca di cristallo. Lo sposo ha tremato un po'. E invece una cosa molto bella che ho in mente di una serenata, perché solitamente la serenata viene fatta dal fidanzato in prossimità del matrimonio, ed è una cosa scontata. Ma la cosa che mi ha emozionato più di tutte è stata invece fare una serenata richiesta da un marito con la bambina in braccio, quindi avevano avuto un momento particolare, difficile, e quindi a sorpresa lui ha fatto questa serenata alla moglie, che è inusuale, diciamo che ormai da sposati si dà tutto per scontato. Certo. Ed è stato veramente, mi sono emozionato da morire. Anche perché, scusa, questo dobbiamo raccontare, lei era sul posto di lavoro, lavorava in un negozio come commessa. Noi siamo arrivati lì dicendo che dovevamo fare uno spot pubblicitario, abbiamo montato tutto. Cioè lei era tranquilla, ci aiutava anche a montare la cassa, a fare spazio, a pulire tutto. E poi invece era tutto preparato perché aveva il marito con un mazzo di rose, la bambina in braccio, la canzone violura. Ma vedi, è stata un'emozione. Quanta inventiva! Io voglio la serenata, il mazzo di rose e la bambina in braccio. La bambina adesso, io ho una bambina un pochino grandetta, un po' grandetta, quindi non riesco a prenderla, però per mano. Facciamo i fiori alla serenata. Dai, lo lanciamo a chi ci sta seguendo da casa, magari la tua dolce metà. Sì, facciamo fiori serenata e un po' di vino bianco. Un po' di vino bianco. Vabbè, ci pensiamo tutto noi. Un Alcamo Doc. Un Alcamo Doc. Stasera si stanno mortificando. No, non è così. Ma sei tu che invece dai, no? Promettetemi di rivederci presto, ragazzi. Sì, appena troviamo le bottiglie di vino veniamo, anche se non ci inviti. Ringraziamento particolare a Giuseppe e Maurizio Calandra per aver arricchito questo spazio all'interno di Espressioni Popolari. Ringraziamo te, ma un ringraziamento particolare a Graziella Tusa che ci ha invitati, che ci ha voluti fortemente qua, e ringraziamo tutto lo staff, tutta la redazione, la regia e dietro le quinte. Ringraziamo anche i due ospiti che abbiamo conosciuto qui questa sera. È stato un piacere, per noi condividere un momento così bello. E ringrazio anche il pubblico da casa. E il pubblico da casa, ovvio. Questo potevi fare tu, cioè non posso fare tutto io. Ma tu ormai sei il portavoce. Giuseppe e Maurizio Calandra, grazie di essere stati con noi. Bravi ragazzi. Ancora ringraziamento finale alla nostra Sharon Sciacca, perché con la sua bellezza, ma soprattutto con le sue doti canore, anche in questo caso ha colorato questo magico appuntamento, sempre firmato Espressioni Popolari. Grazie di essere stata con noi. Mario, grazie Antonio, grazie ragazzi, grazie. Antonio Schillaci, io no, mi evito. Antonio Schillaci, anche con te promessa di rivederci presto, perché c'è anche da dover un attimo approfondire quello che è stata la tua ormai ultimata produzione discografica. Va bene.
Quindi Sì, ci vediamo verrò presto. sempre. Però quando vengono loro dimmelo, perché voglio venire. Anche se mi metto là dietro, però No, voglio ma che essere. c'è? Scusa, Sarà insieme, perché mi sono divertito rifacciamo un il mondo. set così, ragazzi. Ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, come. non sappiamo Ok. di cosa si tratta, ma ti facciamo un grossissimo. Sciocchezze, io suono, qualcuno canta e qualcun altro pesca la batteria. Ci scambiamo i CD o comunque le tracce musicali, ok? Grazie al nostro Antonio Schillaci. Purtroppo la puntata meravigliosa che abbiamo vissuto insieme alla vostra compagnia, spero tanti da casa, va così al termine. Non posso che ringraziare in modo particolare la regia curata dal nostro Fabrizio Leonardi, sempre ringraziamento particolare, in questo caso in doppio aspetto, non solo come camera ma anche come supporter, quindi alla produzione, la nostra Graziella Tusa per averci portato Calandra e Calandra. Non perdeteci di vista canali 177 del digitale terrestre, così come anche all'interno dell'HBB TV sui canali 15 e 68. Lo streaming sempre visibile sulla nostra pagina Facebook di Prima TV, così come anche all'interno del nostro sito internet www.primatv.tv. Grazie di essere stati con noi all'interno di questo appuntamento. Attenzione perché a breve andrà in onda proprio Espressioni Popolari versione estate. A presto. Ciao Mirko. Di stu paesi culi petri niuri, per troppi voti mi nessa scappare, ma quando spunto sull'incialo mare, voglio tornare. I picciri Dio che non lasciate, solo la fame li fa ritirare, arrosto e mangia che ti posso dare. Se vuoi mangiare, ma sto scritto è troppo lungo, non si può più attraversare, con lo ponte della Petra Lavica, terra antica, terra niura, fuoco rosso in cielo mare, al rifresco della Petra Lavica. Espressioni Popolari è un programma realizzato in collaborazione con Bar Alecci, il gusto della qualità, Via Gramsci 62, Gravina di Catania, Palestra Athletic Life, Scegli di vivere, scegli il percorso Life, Piazza Aldomoro 1, Catania, Etnatech, tecnologie per le telecomunicazioni, Via Vittorio Emanuele 308, Via Grande,